L'arrivo in volata dell'azzurro Nekagenet Crippa della Trieste Atletica è lui a vincere la 30ª edizione della Corri Treviso, la kermesse su strada, che ieri ha visto sfilare oltre 740 atleti. La prova con l'organizzatore della Corri Treviso Enrico Caldato, un'edizione veramente super, quella numero 30. Sì, veramente al di sopra delle nostre più rosee aspettative. Abbiamo fatto più di 700 iscritti, quindi in crescita nuovamente quest'anno, è una grande soddisfazione per noi. Crippa ha preceduto nella prova maschile di 10 km Pietro Riva delle Fiamme Oro Padova. Siamo partiti un po' piano perché volevamo studiare il percorso, tanti perché non l'avevano mai fatto, e quindi è stata una gara un po' per studiare sia gli avversari che il percorso. Poi gli ultimi giri diciamo che si è fatto anche il percorso da solo, ha fatto selezione, e gli ultimi 3 giri ho voluto provare ad accelerare un po' di più ed è andata bene. Per le donne ha subito allungato la falcata durante il terzo dei 5 giri Elena Romagnolo, conquistando la medaglia d'oro davanti a Sara Broggiato. Sì, sono contenta della mia prestazione, arrivo da un bel periodo di preparazione e di gare che ho portato avanti con continuità, infatti comunque i risultati si stanno vedendo. È la prima volta per me a Treviso e stamattina ho avuto l'opportunità di fare un giro insieme alla mia famiglia per il centro storico, mi è piaciuto un sacco. La serata si era aperta prima con le gare giovanili valide per il campionato regionale. Prima del via il saluto dell'olimpionico di ginnastica Igor Cassina. Non solo, ma ben 650 gli atleti al via nella gara aperta a tutti. Non poteva mancare il sindaco Mario Conte, che ha passato il traguardo dietro al collega di Preganziol Paolo Galeano, arrivato 69esimo. Si è chiusa così in un clima magico questa 30ª edizione della Corri Treviso.